Una campagna shock per dire basta agli incidenti stradali, fenomeno in aumento a nord-est, come confermano anche i recenti casi di cronaca. Oggi ha preso il via l'iniziativa voluta dal governatore Zaia. Tragedia a Scorzè, dove ha perso la vita un neopapà di 45 anni mentre era in auto con l'amico inseparabile rimasto gravemente ferito. 18 croci come il numero delle vittime dell'incidente sono state collocate la sera di Natale davanti alla casa dell'autista del bus ungherese schiantato sia andato a fuoco in A4 nei pressi di Verona. Concerto a Mogliano per l'impiccagione della statuina del Gesù Bambino nel presepe di Piazza Berto e caccia ai colpevoli, anche se non sarà facile identificarli, si pensa, dei giovani del posto. Domani sera alle 21:15 la nostra emittente trasmetterà il messaggio di auguri ai veneti del presidente Zaia. Tanti i temi toccati per chiudere il 2019 e affrontare le sfide del nuovo anno. Natale senza notizie di Samira. Dal Marocco nelle scorse ore è arrivata anche la madre della donna scomparsa da ottobre da Stanghella, la zia, giorni di apprensione e dolore. Pagamenti cash a finti fornitori, così il gruppo Essilor Luxottica è stato truffato da alcuni dipendenti in Thailandia, l'impatto finanziario stimato in 190 milioni di euro. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque partiamo dalla campagna shock per dire basta agli incidenti stradali, fenomeno purtroppo in aumento a nord-est, come confermano anche i recenti casi di cronaca. Oggi da Aspresiano ha preso ufficialmente il via l'iniziativa voluta dal governatore Zaia. Carcasse di auto, testimoni di incidenti gravi, spesso, troppo spesso mortali, immagini shock e testimonianze social di ragazzi rimasti feriti, segnati per sempre. Sarà una campagna senza sconti quella che la Regione del Veneto porterà avanti nel 2020 per invertire il trend degli incidenti stradali, tornato a crescere negli ultimi anni, causa soprattutto la disattenzione da cellulare. A dirlo il governatore del Veneto Luca Zaia, autore di iniziative simili quando era presidente della provincia di Treviso, a confermarlo la fredda statistica. Nel 2018 solo in Veneto ci sono stati oltre 14.000 incidenti con almeno un ferito, quasi il 2% in più rispetto al 2017, 311 morti, numeri che nel 2019 sono già stati superati a inizio dicembre, tanti i giovani. Un morto su 4 sulle strade, diciamo i ragazzi a meno di 35 anni sono ragazzi giovani. Si muore per fuoriuscita di strada in solitaria per almeno quasi il 50% di incidenti mortali. Da qui l'iniziativa presentata davanti alla discoteca Odissea, uno dei templi della Movida Nord-Est, che presto arriverà in altri locali pubblici del Veneto. Faremo delle iniziative all'interno e anche all'esterno dei nostri locali, partendo appunto da questo messaggio shock che sono le autovetture, ma metteremo anche delle moto incidentate in modo che appena uno arriva subito abbia un grosso shock appunto visivo. Visto l'incremento dopo tanti anni di calo dei morti sulle strade, c'è stato un incremento negli ultimi tempi, quindi è necessario tornare evidentemente con queste campagne che devono essere necessariamente shock, altrimenti non sono efficaci. E nella campagna saranno coinvolti anche i familiari delle vittime. Incontrerò la signora Laugeni, la mamma di uno dei 4 ragazzi che hanno perso la vita a Jesolo. Incontro spesso i genitori o familiari o parenti di vittime della strada. Penso che questa campagna serva anche per, come si può dire, evitare che qualcun altro perda la vita. E da Zaia arriva un appello diretto ai giovani e non solo, in vista del Capodanno. Ragazzi, dico fate attenzione, occhio al telefonino, occhio alle distrazioni, guidate con assoluta attenzione, rispettare i limiti e soprattutto ricordo non bere se si guida. Ma purtroppo, lo abbiamo sentito, la strage sulle strade non si ferma e a Scorzè ha perso la vita un 45enne che era papà solamente da agosto. Era in auto con l'amico inseparabile che è rimasto a sua volta gravemente ferito. Inglis Libralesso, 45 anni di Martellago, era diventato papà da appena 4 mesi dallo scorso 23 agosto e l'aspettativa di vedere crescere la sua piccolina si è infranta per sempre tra le lamiere della Golf guidata dall'amico inseparabile Andrea Zampieri di 34 anni. Inglis non ce l'ha fatta, ha perso la vita dopo il terribile schianto dell'auto finita nel canale di scolo di via Tito Speri a Scorzè, dopo essersi schiantata contro un albero. Ferito gravemente ma vivo, l'amico alla guida è ora indagato per omicidio stradale.
La tragedia domenica, poco dopo le 11 del mattino, quando la squadra dei pompieri è stata allertata e ha estratto i 2 uomini. Ma come già detto, per il neopapà non c'è stato nulla da fare. Era già privo di vita all'arrivo dei pompieri. 2 famiglie ora nel buio dello sconforto più profondo e con l'intera comunità che si interroga sul perché di questa tragedia, che nemmeno quando verrà svelata dalle indagini potrà comunque placare il dolore insondabile di chi si ritrova senza più il suo amato caro. 18 croci, come il numero delle vittime dell'incidente, sono state collocate la sera di Natale davanti alla casa dell'autista del bus ungherese schiantatosi andato a fuoco in A4 nei pressi di Verona il 20 gennaio del 2017. L'uomo, che vive in Ungheria ed è l'unico imputato per quella strage nella quale morirono carbonizzati 16 studenti di un liceo di Budapest e uno dei 2 autisti, lo scorso ottobre tra l'altro è scomparso anche Vig Giorgi, il professore eroe che portò in salvo numerosi ragazzi ma non riuscì a evitare la morte dei suoi figli Laura e Balaz. A rendere nota la protesta delle croci è stato lo zio di una delle vittime. E ora cambiamo completamente argomento, torniamo a parlare di presepi violati, perché c'è sconcerto a Mogliano Veneto per l'impiccagione della statuina, pensate, del Gesù Bambino nel presepe di Piazza Berto. Si tratta dell'ennesimo episodio nella Marca ed è caccia naturalmente ai colpevoli, anche se non sarà semplice identificarli. Si pensa a dei giovani del posto. È una schifezza proprio, veramente, no, non sono d'accordo, sarebbe da prenderli e dargliene 4. C'è tanta gente ignorante purtroppo a questo mondo e non sanno cosa fare per divertirsi o per prendere queste cavolate, io dico, che non si dovrebbero fare. Quel Gesù Bambino impiccato nel presepe allestito in Piazza Berto è stata una pessima cartolina di Natale per tutti i moglianesi. A fare la scoperta una signora residente in zona che si è trovata di fronte anche a una serie di bicchieri di plastica rovesciati. Sciolto il cappio al collo, la statuina è stata subito rimessa al suo posto, mentre sono arrivati anche i carabinieri, pur non essendoci un'ipotesi di reato specifica. Un'esecuzione simbolica che ha scatenato la caccia al colpevole, o meglio ai colpevoli. C'è un identikit, potrebbero essere dei ragazzi sui 16 anni che spesso frequentano la zona. Non sarà però facile risalire ai vandali. Purtroppo nessuno ha visto, anche perché in zona non ci sono telecamere, purtroppo la piazza è anche poco illuminata e su questo come amministrazione dobbiamo intervenire. Resta un gesto che lo stesso primo cittadino condanna senza se e senza ma. Un gesto bruttissimo, inspiegabile, spesso la noia di alcuni ragazzi, di alcuni gruppi giovanili porta anche a queste cose, ma non va bene assolutamente, bisogna porre rimedio e far capire ai nostri ragazzi quali sono i veri valori. E sui valori, ma soprattutto sulla loro assenza, si interroga la piazza. Questi ragazzi che fanno queste cose gli mancano i valori, che bisogna lavorare tanto sui giovani che praticamente sono così, che non hanno valori, non sentono niente. Comunque è vero che non osserva più i valori della Chiesa e tante altre cose. Bruttissima, ma scherziamo, tutte le cose, ma scherziamo, ma anche per rispetto siamo diventati cosa? Bruttissimi, sinceramente ci sono rimasta molto male anche io. Ora veniamo alla truffa del finto medico siriano, vittima un 55enne di Vicenza. In 4 mesi, da settembre a dicembre, perde 130.000 euro. Truffa del finto medico siriano, in 4 mesi estorti 130.000 euro. Il modus operandi è consolidato. Il soggetto viene adescato per strada, meglio se fuori da un istituto di credito. Alla vittima, un 55enne di Vicenza, viene raccontata una storia lacrimevole di guerra e di un figlio gravemente malato che necessita di cure costose. Il truffatore carpisce l'amicizia della vittima che subito al primo incontro, siamo a metà settembre, gli dà 1.000 euro cash. Si susseguono gli aggiornamenti sulle condizioni del piccolo, costosi interventi in Germania ed Austria, tutti pagati dalla vittima con bonifici che vanno dai 18 ai 25.000 euro. Alla fine di ottobre il 55enne ha già sborsato 50.000 euro. La banca si insospettisce e all'ennesimo, strano bonifico lo blocca ed invita il titolare del conto a fare delle verifiche. Ormai plagiato, l'uomo però utilizza un altro conto sborsando ulteriori soldi in varie tranche fino ai complessivi 130.000 euro. Troppo tardi capisce che quei soldi non li rivedrà mai più e alla fine, il 28 dicembre, si decide a denunciare il tutto alla polizia.
Natale senza notizie di Samira. Dal Marocco nelle scorse ore è arrivata anche la madre della donna scomparsa da ottobre da Stanghella. Abbiamo sentito la zia che ci ha raccontato questi giorni di apprensione e di dolore. Cosa pensa? Non la Samira mai andare da sola, lascia la sua bambina, la Samira. La Samira rapita o qualche incidente o qualcosa, non mai lasciare la Samira, la bambina va da sola, no. A parlare Anna, la zia di Samira, la sorella della madre, Malika El Attal. Sua nipote non può essersi allontanata da sola. L'amore che la 43enne marocchina provava per la figlia di 4 anni non avrebbe mai permesso di staccarsi volontariamente da lei. Parla la zia dopo che la madre è arrivata dal Marocco. La mamma di Samira non è in casa, ci dice, forse per proteggerla dagli obiettivi delle telecamere. È venuta qui però per sapere la verità. Lei è sempre coinvolta, piange, vuole vedere la verità di sua figlia, speriamo. La mamma anche lei non lo sa niente, è arrivata adesso qua in Italia, vuole vedere la verità di sua figlia e basta. Vediamo. Ecco, il marito come sta? Il marito qua, normale, con lei è arrivata per sua figlia a vedere la verità. La signora Malika è una delle ultime persone ad aver parlato con Samira. Si sentivano spesso, ci dicono, anche 5 volte al giorno, come succede tra una madre e una figlia, ma del colloquio di lavoro non sapeva niente, a differenza di quanto sostiene il marito di Samira, con cui i rapporti restano tesi. Così ha detto, non so, me ne ho parlato con la mamma, lei domenica, il giorno di comparsa, non ha detto la mamma, non ha detto sua mamma nulla, non ha detto lei io vado a trovare qualche lavoro, qualcuno, parlate normali e basta. La mia sorella lunedì sera ha saputo di queste cose, sua figlia comparsa. Suo marito le ha detto andare a cercare il lavoro, è andata a cercare il lavoro, sua mamma non lo sa niente. Resta solo la tristezza e una certezza, una mamma non torna a casa dal 21 ottobre. Domani sera alle 21:15 la nostra emittente trasmetterà il messaggio di fine anno ai Veneti del presidente Zaia, tanti temi toccati per chiudere il 2019 e affrontare le sfide del 2020. Il governatore Luca Zaia torna ad affidare alla nostra emittente il messaggio di fine anno ai Veneti, che andrà in onda domani sera, 31 dicembre, a partire dalle 21:15. Una cavalcata lungo un 2019 che si chiude tra gioie e dolori, quella del presidente della regione, che mette in testa ai successi l'aggiudicazione a Cortina e Milano delle Olimpiadi invernali del 2026, evento del quale beneficerà, dice, l'intera regione prima, durante e dopo la manifestazione. Tra i traguardi di rilievo impossibile dimenticare l'inserimento delle colline di Conegliano e Valdobbiadene nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Un'altra partita, dice Zaia, da giocare bene e nel rispetto delle regole. Zaia fiducioso anche sul fronte dell'autonomia, sebbene nel 2019 non ci sia stata l'attesa accelerazione. Ora aspetta al governo dimostrare con i fatti ciò che si è impegnato a concedere e per questo gennaio sarà un mese fondamentale. Ma il 2019 è stato anche l'anno del lungo, faticoso risollevamento dopo la devastazione di Vaia ed è stato in autunno anche l'anno della nuova acqua granda di Venezia, 187 centimetri. Parla di sanità Zaia, di attenzione ai deboli e alla salute dei cittadini anche quando si riferisce ai FAS. 2020 che porterà una rivoluzione viaria con il completamento previsto a dicembre della Pedemontana Veneta e che vedrà la regione impegnata anche nella soluzione di difficili vertenze occupazionali, un esempio su tutti, la delicata fase attraversata dal gruppo Safilo. Un messaggio, quello che trasmetteremo domani sera dalle 21:15, che si chiude con l'augurio più sentito, quello di buona salute da conservare o ritrovare per affrontare con speranza e ottimismo l'anno che sta per iniziare. E il bilancio del 2019 che si sta chiudendo lo ha stilato anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, un anno difficile, ha detto, ma che ha fatto conoscere alla gente l'unicità di Venezia. È un Brugnaro Fiume già in campagna elettorale, questo che il municipio a Mestre traccia il bilancio di questo oramai fine 2019. Dobbiamo essere in grado di vedere la città del 2000, quella che è Berlino, quella che diventa Milano.
e ci vogliono anche gli investimenti. In questo momento ci sono 550 milioni di investimenti pubblici del comune che lavorano in questa città. Avranno ricadute di 2 o 3 volte. Sarà la città del futuro, sì, lo diranno i fatti. Primo cittadino che punta sulla terraferma per il suo prossimo mandato, aperta a chi vuole investire e costruire, dice. Sì, aperti agli investimenti, non solo Mestre, io vorrei dire, ma anche Marghera, ma anche Favaro, anche Zelarino, anche Chirignago e tutte le città di Venezia che ci sono, le isole comprese. Noi pensiamo che il futuro sia proprio quello di vedere come l'investimento privato, come l'interesse privato, la somma di quell'interesse sia l'interesse pubblico. L'importante è che l'interesse di un privato non confligga con l'interesse del privato vicino. Ecco, quello è il ruolo del pubblico, da fluidificare quello che è l'azione. Fare azioni sul territorio non vuol dire cementificare, ma vuol dire risanare luoghi che sono spesso inquinati. Ed ecco al riguardo i suoi propositi proprio sull'edificio del 1600 dell'ex posta di Piazza Barche. È un rottame che è stato bombardato nella guerra, è stato lì, ripeto, l'ho detto prima, sono morte anche i topi che ci sono dentro, un privato decide di fare qualcosa, raccolgono 63 firme, la bellezza di 63 firme la mandano al Presidente della Repubblica, che non ha altro da fare che leggere queste firme. Noi pensiamo che il privato invece possa costruire, costruiremo la nuova Mestre. Il 2019 è stato un anno difficile a causa dell'acqua alta, prosegue, ma il problema ha altresì fatto conoscere al mondo l'unicità di Venezia. Questo vuol dire pulire i canali, scavarli, renderli navigabili. Sistemare il Mose non vuol dire soltanto il Mose, vuol dire riefficientare la città. È stata ferma per 20-30 anni, i cittadini non ne possono più. Quindi la questione grandi navi da togliere da San Marco e dalla Giudecca e i suoi saluti personali tra gli altri a Mattarella, Casellati e Zaia, dicendosi pronto a essere, in caso di accordi, il candidato della Lega alle comunali per Venezia del prossimo maggio. Ed è positivo anche il bilancio che dà del 2019 il direttore generale dell'ULSS 5 Polesana che parla appunto dell'attività dell'azienda sanitaria. Sentiamo. Il giudizio è positivo anche perché in quest'anno abbiamo continuato il percorso di ammodernamento, ristrutturazione dell'ospedale di Rovigo, altri 2 reparti che sono stati ristrutturati. Abbiamo investito molto in tecnologia, 3 nuove TAC tra Rovigo e Trecenta. Abbiamo aperto nuove attività ambulatoriali ad Adria, a Trecenta, quindi insomma una attenzione continua a quello che è il bisogno di salute del cittadino. Fine anno, tempo di bilanci. A stilarlo per l'ULSS 5 il direttore generale Antonio Compostella, che si dice soddisfatto delle prestazioni dell'azienda polesana, conscio dei miglioramenti che possono essere apportati e che a volte la percezione di alcuni utenti può risultare frutto di esperienze negative. Le prestazioni in termini di numero di ricoveri, in termini di accesso ai pronti soccorsi, di prestazioni ambulatoriali sono nel 19 sovrapponibili grosso modo a quelle del 18 e del 17. Vuol dire quindi che c'è la fiducia del cittadino polesano nei confronti delle sue strutture. 10 i milioni di euro investiti in infrastrutture, 3 milioni in apparecchiature, 1 milione per gli aggiornamenti informatici. Ma non basta, perché nel 2020 arriverà anche il nuovo acceleratore lineare per la radioterapia, un macchinario che richiederà investimenti per 3 milioni di euro. Il primo principale obiettivo è quello di continuare a garantire la quantità e la qualità di prestazioni, di servizi adeguati a quello che si chiama bisogno di salute della popolazione, bisogno collettivo, bisogno del singolo. Ora ci fermiamo per qualche istante, ma torneremo tra poco per parlare della truffa subita dal gruppo Luxottica. Eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo dei pagamenti cash a finti fornitori, l'escamotage con cui il gruppo Essilor Luxottica è stato truffato da alcuni dipendenti in Thailandia. L'impatto finanziario stimato è di 190 milioni di euro. Si tinge di giallo la fine del 2019 per il gruppo Essilor Luxottica, leader mondiale della produzione e commercializzazione di lenti occhiali da sole e da vista.
Una maxi frode da 190 milioni di euro è stata accertata ai danni del gruppo in Thailandia. Si tratta di attività fraudolente che si sarebbero verificate in uno dei suoi stabilimenti nel paese del sud-est asiatico. La comunicazione del gruppo a poche ore dall'apertura delle borse ha fatto perdere al titolo il 2% sia sul mercato milanese che su quello parigino. Il management, spiega l'analisi di Bernstein, specializzata nel settore della moda e del lusso, indica che la truffa è stata organizzata dai dirigenti locali di Essilor tramite pagamenti in contanti a fornitori fittizi in un lasso di tempo relativamente breve. A nostra memoria, fa sapere l'analista, si tratta di uno dei maggiori casi di truffa finanziaria all'interno del settore. È stata la stessa società a rendere noto di avere denunciato l'accaduto in Thailandia e in altre giurisdizioni. L'impatto finanziario atteso, come detto, potrebbe essere pari a 190 milioni di euro. La società ha mobilitato tutte le risorse opportune, interne e esterne, per porre immediatamente fine alle attività fraudolente. Subito sono stati messi alla porta tutti i dipendenti che ad oggi risultano coinvolti nella frode. L'impatto che la frode avrà sui conti di Essilor Luxottica, che ha la sua principale sede operativa ad Agordo, sarà registrato nel bilancio 2019. Rafforzati tutti i sistemi operativi di controllo interni in tutto il mondo per aumentare i protocolli di sicurezza. L'episodio potrebbe accelerare la fusione del settore finanza di Essilor e Luxottica, che dalla fusione è ancora gestita separatamente per un disaccordo sulla scelta delle figure apicali. Prima il gruppo sarà integrato sotto un unico tetto, osservano gli analisti, e meglio sarà. Questa sera dopo i telegiornali a 20:10 parleremo di Capodanno 2019, in particolare in Piazza dei Signori a Treviso. Ne parleremo col sindaco della città Mario Conte e l'attore Igor Barbazza, che sarà uno degli speaker della festa in piazza. Vi ricordo come sempre di continuare a segnalarci i vostri presepi, naturalmente sapete già, eccoli qua, numeri e indirizzi a cui inviarci le immagini delle vostre natività. Come sempre, se non potete farlo voi, verremo noi a riprendere naturalmente le vostre natività e poi le manderemo in onda. E allora stasera andiamo a Mosnigo di Moriago, dove ci sono in mostra 86 presepi allestiti dall'associazione di Terenzio Gambini in stalle e vecchie abitazioni rimaste quasi intoccate. Di seguito le previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Le stelline sono 86, nel senso che ci sono più o meno 86 presepi. L'intento nostro, il filo conduttore di questa rassegna, di questa via dei presepi, è il mondo contadino, la civiltà contadina. Penso che si sia percepito dalle immagini, perché questo museo è fisso comunque. Le parole puntiamo sulla lingua, sul dialetto, sugli attrezzi, sulle attività contadine e di un tempo quel mondo da cui noi tutti proveniamo alla fine, che non serve ricordare i valori che portava quel modo di vivere. Ecco, noi ci illudiamo non di tornare indietro, non c'è nessuna nostalgia assolutamente, però è bello non dimenticare, è forse quello che vogliamo proporre. Bentrovati al meteo. Il 2019 si conclude con la costante presenza dell'anticiclone e dunque con tempo stabile sul nostro territorio. Vediamo dunque le previsioni per il 31 dicembre. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo sereno ovunque, salvo per qualche foschia o nebbia sulle pianure, specie al mattino e poi successivamente dalla serata. Sarà asciutto dappertutto e senza piogge. Temperature in ripresa, minime comunque sempre sotto zero praticamente ovunque, massime tra 4 e 7 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo stabile, anche qui infatti sarà soleggiato, vedete il cielo si presenterà sereno o velato. Temperature minime sotto zero e sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 6 e 9 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere su tutti i settori, cielo sereno o velato. Temperature minime fino a -3 gradi, massime sui 10-11 gradi.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.